Stefano Chiminelli, presidente del Circolo Veneto Automoto d'Epoca Giannino Marzotto, e insieme all'ASI, al Museo Bonfanti e alla famiglia Marzotto abbiamo deciso di organizzare questo omaggio a Giannino Marzotto in primis, ma ai fratelli Marzotto tutti, che si chiama appunto Atto Unico e che è stato ideato l'anno scorso quando Peter Carlino, proprietario di una delle Ferrari trasformate dai fratelli Marzotto, proprio qua in Villa Marzotto nelle scuderie di fronte all'entrata, chiese di poter incontrare Giannino e presentargli la vettura appena restaurata. È partita allora una caccia a ritrovare queste macchine che ormai sono sparse in tutto il mondo. Molte sono in mano a collezionisti americani in collezioni importantissime e abbiamo trovato un appoggio da parte di tutti questi incredibile. Siamo riusciti a rintracciarne moltissime, la maggior parte, tra cui questa 340 1000 miglia, macchina importantissima perché permise a Giannino Marzotto di vincere la sua seconda 1000 miglia nel 1953, battendo campioni allora assolutamente qualificati. Il secondo difatti sarà il grandissimo Fangio. Beh, non è che si provi emozione, si prova un po' di paura di ce la faccio a fare il giro qui o no. Ecco. Giannino Marzotto considerava la Uovo, questa macchina azzurra e blu alle nostre spalle, il suo capolavoro. Dopo aver vinto nel 50 sia la 1000 miglia che la Coppa d'Oro delle Dolomiti, ci fu una discussione animata con Enzo Ferrari. Giannino sosteneva che le sue macchine andavano sì bene, ma non così bene come avrebbe voluto lui, e soprattutto lui discuteva il fatto della penetrazione aerodinamica di queste macchine. Il CX era ancora là da venire, per cui Giannino disegnò e poi fece realizzare dalla carrozzeria Fontana di Padova questa incredibile macchina, chiamata appunto Uovo per la sua forma assolutamente curvilinea. La macchina non fu mai un grosso successo, permise a Giannino solamente di vincere il Giro di Toscana del 51, mentre si ritirò in 2000 miglia. È rimasta però un esemplare incredibile, anche perché allora la parte più difficile fu realizzare questo vetro curvo in due pezzi, che fu veramente un'impresa titanica che solamente Giannino poteva pensare, studiare e riuscire a realizzare. Umberto preferiva correre con le macchine di cilindrata più bassa e fu appunto con le macchine di 750 1000 che riuscì maggiormente ad avere dei successi. Questa è la Mardal 750. Mardal è l'acronimo di Marzotto dal Moro, infatti fu una macchina su base poi Stanguellini, costruita, realizzata e studiata da Umberto Marzotto insieme all'amico Dal Moro. Corse la 1000 miglia del 51 e diverse altre gare, e da ormai 35 anni è in mano a un collezionista italiano che la tiene con un amore incredibile.